friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. Eccoci rientrati in studio, questa è la trasmissione Penalty, ogni domenica in diretta a partire dalle 19:30, siamo in replica alle 23, siamo in replica anche lunedì mattina a partire dalle ore 8:30. Tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, dalla Serie D sino alla prima categoria, una prima categoria che con questa domenica insomma si è riposata per la terza settimana di seguito. La settimana prossima finalmente si ritorna in campo per la gioia anche del presidente insomma, del Città di Catania che finalmente insomma, tenterà questo famoso aggancio con la Città di Valverde, campionato sempre molto difficile, giusto Presidente? Quest'anno purtroppo si sono trovate 4-5 belle realtà nel campionato, nel girone. Una lotta continua partita dopo partita. Sì, fino al girone di andata le contendenti erano 5, cioè noi, il Valverde, il Randazzo, il Paternò, il Mascalucia stesso, poi sia il Mascalucia, qualcuno si è perso sì, per strada. un po' hanno allentato, per cui è stato, diciamo, siamo rimasti in 3 le squadre, voi, Città noi di Valverde avanti, e Città di Randazzo e il Valverde, poi un nostro svarione dopo la sosta. Quindi dopo la sosta è pericoloso ritornare in campo, per ma noi, questo penso per tutti. Sì, sì, per noi è stato deleterio proprio, a prescindere che ci sono state cose che a me danno fastidio, perché prendiamo il San Giovanni La Punta, che con noi ci ha dato fatto una parte di campionato importante, dopodiché hanno mollato. E alla seconda di ritorno la squadra si è disintegrata. Non esisteva più. Cioè di fatto con le altre squadre, con le nostre contendenti, viene un po' falsato. Con noi sono riusciti, bravura loro, certo, a fermarci in casa con un pareggio e poi nelle altre gare non si sono neanche presentate. Vero. Questo problema non l'ha avuto il Trecastagni, adesso voglio fare un'altra appendice legata sempre al campionato di prima categoria, dato che abbiamo Cosimo Montalto, 3 settimane di pausa, cioè vi siete allenati con la stessa intensità, insomma credo che non sia proprio la stessa rispetto a quando uno deve preparare una partita domenicale. Guarda Ettore, ancora il campionato non è chiuso, anche perché mancano 4 partite e siamo a 7 punti di distanza. Quindi tutto sta alla prossima partita che andiamo a giocare fuori e speriamo di festeggiare in casa la successiva contro il Giardini. Io onestamente non sono d'accordo con Cosimo, perché secondo me Cosimo nel vostro girone il campionato è finito nel momento in cui la Russo è andata a vincere a Calatabiano. Nel momento in cui il Calatabiano ha perso in casa gli è mancato e lì hanno perso altri punti. Ragazzi, vi state anticipando tutti i temi della prima categoria, ci bruciamo poi la presenza dell'ospite, però è giusto quello che hai detto Carmelo, effettivamente dopo quella vittoria... Lui giustamente fa bene, perché Cosimo è nel calcio da tantissimi anni e sa cosa si deve dire, sa come deve tenere un po' sulla corda i compagni, però un capitano vero. Oggettivamente. Bene, parliamo del campionato di eccellenza, lo facciamo subito naturalmente insieme alla nostra Federica, parliamo dell'11ª giornata di ritorno, campionato di eccellenza Girone A, oggi domenica 9 marzo 2014. Federica. Parmonval Alcamo 2-2, Rocca di Caprileone Atletico Campofranco 0-0, San Sebastiano Camarat 0-2, San Giovanni Gemini Leonfortese 1-2, Sera di Falco Mazzara 2-2, Sport Club Marsala Profavara 1-0, Riviera Marmi Raffadali 3-3, Folgore Selinunte San Cataldese 1-5. Ennesimo cambiamento in testa per quanto riguarda questo girone A del campionato di eccellenza, la Leonfortese con questa bella vittoria fuori casa balza al primo posto, è una doppia soddisfazione per Gaetano Mirto che festeggia appunto il primo posto e festeggia anche l'ingresso al supercorso di Coverciano, quindi un in bocca al lupo particolare a Gaetano Mirto. Guardiamo la classifica completa. Leonfortese 50 punti, Alcamo 49, Camarat 48, Parmonval e Sera di Falco 45 punti, Riviera Marmi e Marsala 43, Atletico Campofranco 40 punti, San Cataldese 34, San Giovanni Gemini e Rocca di Caprileone 33 punti, Mazzara 30, Profavali 28, Raffadali 26,
Folgore Selinunte 14, chiude la classifica San Sebastiano a 9 punti. A questo punto diamo anche lettura del tabellino della prossima domenica, si giocherà la 12ª giornata di ritorno, anche questa sarà una domenica importantissima. Guardiamo il tabellino, questi gli incontri: Leonfortese Folgore Selinunte, Atletico Campofranco Parmonval, Alcamo Riviera Marmi, San Cataldese Rocca di Caprileone, Mazzara San Sebastiano, Camarat San Giovanni Gemini, Profavara Serra di Falco ed infine si chiuderà con Raffadali Sporting Marsala. Allora Carmelo, è la dimostrazione che questo girone A è veramente un girone intensissimo. Questa settimana a gioire è la Leonfortese. Io c'è la Leonfortese anche perché il calendario gli ha dato una mano e gliela darà anche la settimana prossima. Infatti l'Alcamo ha pagato il fatto di essersi dovuto scontrare con un avversario di grande valore, in grande condizione come il Parmonval, soffre, e il Parmonval, se avesse vinto, da quello che abbiamo letto, non avrebbe neanche rubato nulla. Invece la Leonfortese si rivela corsara, va a vincere sul campo del San Giovanni Gemini. Il San Giovanni Gemini non è la rivelazione che era l'anno scorso, ma rimane comunque sempre una squadra estremamente insidiosa. Rimane in corsa anche il Camarat, anche in questo caso il calendario ha dato una mano alla formazione bianconera, sulla Adenna il San Sebastiano non aveva più niente da chiedere, di fatto ha lasciato strada alla terza della classe. Dicevamo, la settimana prossima la Leonfortese ha un'altra occasione per cementare il proprio vantaggio, infatti ospiterà il vice fanalino di coda, chiamiamo così Folgore Selinunte, che domenica, perdendo verosimilmente a Leonforte, avrebbe la matematica certezza del ritorno in promozione. Comunque la strada per la formazione di Gaetano Mirto si sta mettendo in discesa e credo che a 4 giornate dalla fine questo quadro potrebbe essere un po' più chiaro, anche un po' a sorpresa, perché sulla carta, lo abbiamo detto più volte, l'Alcamo ha qualcosa in più sotto l'aspetto dell'organico, ma la Leonfortese, insomma. Allora, adesso voglio parlare un po' con i nostri ospiti per capire bene, insomma, chi fra Leonforte, Alcamo, Camarat, insomma, la spunterà in questo intensissimo girone A del campionato di eccellenza. Nel frattempo facciamo vedere anche la classifica, perché con la classifica è più facile, no? Insomma, commentare indubbiamente il tutto. Allora, Leonfortese 50 punti, l'Alcamo, seppur perdendo oggi, seppur pareggiando oggi con la Parmonval, è sempre a un punto. Presidente. Ma io penso che alla fine la spunterà la Leonfortese, struttura molto organizzata, sì. Provengono già da una... Hanno fatto un campionato l'anno scorso di assestamento, sì, io credo che la voglia di vincere c'è, però tutto gradatamente organizzato, perché quando si ha la voglia di vincere subito è sempre molto difficile, no? Non si raggiunge quasi mai l'obiettivo. Sicuramente quello che fa tanto nel dilettantismo è l'organizzazione, per cui quando tu hai una società forte, strutturalmente messa bene, è un organico di giocatori, certo, degno della categoria. Alla fine i risultati arrivano. Arrivano sicuramente. Cosimo, Leonfortese 50 punti, l'Alcamo 49 e il Camarat 48, quindi non è soltanto un discorso legato tra Alcamo e San Cataldese, anche la stessa Camarat potrebbe, insomma, dire la sua. Vedendo la classifica, cioè là sopra sono tutti a sì, 2-3 punti, anche per una questione di playoff, quindi penso punti, che vedendo questo campionato e vedendo l'altro girone, il girone B, sono due cose totalmente diverse. Sulla carta Ettore, sì, se dovesse rimanere questo il quadro così come si sta delineando anche in base al calendario, Gaetano Mirto farebbe un grande capolavoro. Certo. Primo, perché vincere nel girone occidentale non è mai semplice, specie per chi viene dalle province di Catania e Messina. Secondo, perché l'Alcamo, organico alla mano e nomi alla mano, è decisamente più forte rispetto alla Leonfortese. E terzo, perché quest'anno la Leonfortese non era partita per vincere il campionato, a differenza dell'anno scorso in cui sull'entusiasmo della promozione erano partiti con altri presupposti. Hai letto benissimo questo girone A, complimenti, è vero. E adesso, dato che abbiamo già bene o male accennato al discreto girone del girone B, guardiamo insieme i risultati di questa 11ª giornata di ritorno insieme a Federica. Taormina, Catania San Pio X, 4-1. Sport Club Siracusa, Città di Rosolini, 1-1. Rometta, Gimnica Scordia, 1-0. Tiger, Igea Virtus, 4-0. Football Club Cireale Mazzarrà 5-0, Mister Bianco Modica 2-0, Città di Vittoria San Gregorio 3-0.
In classifica, con questa assonante vittoria nei confronti dell'Egea Virtus, la Tiger Brolo finalmente raggiunge la sospirata promozione e il prossimo anno disputerà il campionato di interregionale. Guardiamo la classifica al completo, naturalmente, di questa 11ª giornata di ritorno. Tiger 59 punti, Sport Club Siracusa 49, Taormina 47, Modica 45, Catania San Pio X e Mister Bianco 44 punti, Igea Virtus 42, Football Club Cireale 40, Gimnica Scordia 37 punti, Città di Vittoria 35, Via Grande 31, Città di Rosolini 29 punti, San Gregorio e Rometta 22 punti, chiude la classifica Mazzarrà a 10 punti. Ricordiamo che il Modica e il Vittoria hanno un punto di penalizzazione, come tutti ben già sanno la Ciriale 1946 si è ritirato dal campionato proprio qualche settimana fa. Tabellino anche del prossimo turno, domenica 16 marzo, 12ª giornata di ritorno, si giocheranno Modica Città di Vittoria, Igea Virtus FCA Ciriale, Città di Rosolini Mister Bianco, Mazzarrà Rometta, Gimnica Scordia Sport Club Siracusa, Catania San Pio X Sporting Via Grande ed infine San Gregorio Taormina. Riposa la Tiger, forse sicuramente anche così avranno modo di festeggiare ulteriormente questa bella promozione che è giunta anche attraverso comunque dei risultati positivi, non so se sei d'accordo Carmelo. È una giornata assolutamente sorprendente, io credo che a Brolo nessuno avesse preparato la festa. In base ai risultati che sono venuti fuori oggi la Tiger non ha dovuto nemmeno fare la fatica di aspettare 2 settimane come sembrava in previsione, adesso vedremo il perché. Bene, allora dato che ormai c'è da commentare poco su questo girone, il pensiero veloce lo vogliamo dare anche al nostro ospite, presidente Paolo Pinazzo, presidente della Città di Catania, campionato di prima categoria, attualmente al secondo posto. Allora Presidente, la Tiger ha vinto questo campionato, ma sappiamo tutti insomma, che è stata una stagione un po' travagliata perché l'FCA Ciriale insomma, ha subito da parte della federazione dei provvedimenti, lecito o non leciti, questo chiaramente non spetta a noi deciderlo, però tutto questo probabilmente ha un po' falsato una forma di equilibrio che c'era nel girone. Ma sicuramente quest'anno è andato purtroppo male perché è bello giocare e vincere in campo, poi capisco che ci sono degli aspetti... Tutti dicono però ci sono delle regole che vanno rispettate. Sicuramente, però in questa maniera è diventato un grosso problema anche gestirlo poi, penso, per la federazione. È vero, è vero. Una classifica che comunque per quanto riguarda la situazione dei playoff, e possiamo nel frattempo riguardare la schermata, vediamo questo Taormina che ha 47 punti, insomma a 2 punti dal Siracusa, tenterà chissà magari nei playoff il sogno di raggiungere l'interregionale. Lì c'è un discorso, Ettore, perché è stata una giornata in realtà piena di sorprese. Hai fatto riferimento alla straordinaria vittoria del Taormina sul Catania San Pio X, al Bagicalupo è stato un trionfo per i ragazzi di Saro Decento che hanno trovato la partita della vita, ma è stata una grandissima sorpresa anche il derby aretuseo del Nicola De Simone tra Siracusa e Rosolini. Parlando in settimana con diversi addetti ai lavori, Ettore, mi facevano riflettere su un dato che si sta rivelando vero, cioè il Rosolini ad esempio è una squadra che fa sempre un girone d'andata abbastanza con alterne fortune, ma l'anno scorso ha avuto un cammino molto simile a quello di quest'anno. C'è una squadra che nelle ultime 5-6 giornate dà il meglio di sé, poi arriva ai play-out e li vince. Ad esempio l'anno scorso nessuno pronosticava che potesse vincere il play-out sul Real Avola, invece quello che è successo. Anche quest'anno la formazione aretusea è in grandissima rimonta, come dimostra il punto di oggi conquistato al Siracusa, che di fatto ha regalato la promozione alla Tiger Brolo. Un'altra grande sorpresa di questa giornata è stata la vittoria del Mister Bianco sabato contro il Modica. 2-0, il Mister Bianco torna prepotentemente in corsa per i playoff. E per l'organico che ha, secondo me la squadra di Gigi Chiavaro può anche ambire al quarto posto, perché il Modica è decisamente in calo. La San Pio credo che l'episodio di Taormina appunto è un episodio, e quindi secondo me oggi il Mister Bianco può ambire anche al quarto posto. Ecco, però ricordiamo che la San Pio è sempre in corsa anche per quanto riguarda la Coppa Italia, sì, che darebbe accesso eventualmente anche al campionato di interregionale attraverso comunque ancora tanti altri risultati, perché non... Sì.
non basta superare il turno nei confronti del Casarano, anche se all'andata hanno vinto 1-0 in casa, bisogna ancora comunque affrontare altri incontri importanti con squadre anche di categoria. Sì, quindi... sicuramente ormai la San Pio è concentrata sulla Coppa. Per questo in un Però contesto, c'è sempre il discorso in un contesto playoff, ma infatti io dico questo, Ettore, in un contesto in cui il Modica è decisamente in calo, addirittura hanno ventilato un ritiro dal campionato, ma sono sempre discorsi che lasciano il tempo che trovano. La San Pio ormai è totalmente dirottata sulla Coppa, anche perché va a confrontarsi con avversari di valore. Casarano è una piazza straordinaria, certo, che sì, non ha bisogno di presentazioni. In questo contesto, secondo me, il mister Bianco è in corsa addirittura per il quarto posto e per fare i playoff da protagonista. Certo. Cosimo, però un Taormina che non ti aspetti quest'anno, seppur Saro De Cento fa sempre un grandissimo lavoro, terzo in classifica, secondo me attualmente la squadra più in forma anche in vista playoff. Oltre ad essere più in forma, secondo me è la rivelazione di questo campionato, insieme all'FC Acireale, che secondo me per l'organico e per la piazza dove sono andati non era facile fare bene, però loro si sono messi lì e hanno lavorato duramente. Poi abbiamo saputo ultimamente quello che è successo, giusto? Quello è un altro tipo di fattore, però sul campo hanno dimostrato che potevano competere per il secondo posto, il primo posto. Quindi. Diamo a Cesare quel che A dimostrazione anche del livellamento di questo campionato, Ettore. C'è da dire che ad oggi, se all'FC restituissero i 9 punti, l'FC tornerebbe secondo in classifica. Sì. Il che è un dato che fa riflettere, perché l'FC ha perso diversi punti in questa settimana, non ha pareggiato in casa con il Rosolini, ha perso a Brolo, ha perso in casa con lo Scordia, quindi considerate tutte le traversie. Il fatto che l'FC con i 9 punti tornerebbe esattamente da dove è partito è un dato che fa riflettere sul forte livellamento del campionato. A questo punto, insomma, la restituzione dei punti sarà quasi proprio no, no, però utopia, Ettore, se rimaniamo nelle ipotesi, sì, però questo deve fare riflettere sul forte livellamento di questo campionato. Certo. Di fatto il Siracusa, lo stesso Modica, la San Pio X non sono riusciti ad approfittare di questa situazione che si è creata, senza più entrare nel merito, perché ormai non ha più senso. Benissimo, abbiamo quindi chiuso anche la parentesi dedicata al campionato di eccellenza. Congediamo naturalmente Carmelo Puglisi, che rivedremo la prossima settimana di nuovo con un altro ennesimo capitolo sia del girone A, che è molto impegnativo, ma soprattutto insomma un sicuro festeggiamento per quanto riguarda la Tiger, che raggiunge questa sospirata promozione. Sospirata e meritata promozione. Infatti, grazie Carmelo, con lui grazie appuntamento la prossima alla settimana prossima. Infatti, e adesso la linea naturalmente passa alla nostra splendida Federica, tra l'altro tornata da ragazzi che vedo molto galvanizzati. Ridete dalla mattina alla sera voi, ma vi allenate seriamente? Sì. Sì. Vabbè. Questo poi lo chiederemo al mister. Linea Federica per la pubblicità. Sì, Ettore, abbiamo un altro brevissimo stacco pubblicitario. Rimanete ancora con Penalty.